Una svolta quella che riguarda l'attacco hacker consumato ai danni dell'ULSS 6 Euganea. La Procura di Venezia ha infatti sequestrato un sito web contenente i dati diffusi dai pirati informatici firmatisi Lockbit 2.0 che hanno hackerato i dati dell'ULSS 6 Euganea rendendoli inutilizzabili dopo che erano in parte stati pubblicati sul dark web. L'attività giudiziaria era nata a seguito di una richiesta di estorsione con la quale gli autori dell'attacco chiedevano all'ULSS Euganea il pagamento di una somma di denaro per la decriptazione del sistema informatico, minacciando, in mancanza della corresponsione economica, di pubblicare, come in parte avvenuto, dei documenti personali e sanitari prelevati in occasione dell'attacco. Poco dopo lo scadere del termine, 2 giorni fa, per il pagamento, gli hacker hanno pubblicato parte dei dati e la polizia postale è riuscita a risalire la fonte bloccandola. Si tratta di un attacco riconducibile ad un dominio uzbeko. Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia postale che lo ha notificato a tutti gli internet service provider italiani che hanno così inibito l'accesso ai contenuti. Risultato raggiunto in tempi celeri e questo fa ben sperare a tutela dei cittadini padovani e dell'azienda sociosanitaria, ha commentato il direttore generale ULSS 6 Paolo Fortuna, che ha ribadito: la nostra ferma volontà è stata sempre quella di non dialogare con i criminali e la tempestività dell'operazione disposta dalla Procura e la sua concreta esecuzione dimostra che l'attenzione è sempre alta, sia nei confronti di chi ci ha attaccato che di tutti coloro che cercano di arrivare a quei dati per procurarci un danno. Non possiamo abbassare la guardia e continueremo a garantire assistenza ai nostri utenti.